La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 38.000 euro a un radiologo per una truffa che avrebbe commesso ai danni dell'INPS. Da quanto ricostruito, il tecnico, dipendente di una casa di cura veneziana, era assente dal lavoro da quasi 2 anni, beneficiando del congedo straordinario per assistere la mamma disabile residente al sud. Gli investigatori però hanno scoperto che era una menzogna. Le indagini eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi dei tabulati telefonici e dei dati bancari hanno permesso di accertare che il radiologo durante il congedo, anziché aiutare la mamma, continuava a vivere a Venezia frequentando addirittura locali pubblici e continuando a percepire l'indennità sostitutiva dello stipendio. Oltre al sequestro disposto dal GIP di Venezia, il tecnico è stato denunciato per la violazione dell'articolo 640 bis del codice penale. Le fiamme gialle interesseranno anche la Corte dei Conti per l'avvio del procedimento per danno erariale relativo alle somme indebitamente percepite.